at the door, the raging sea rising higher than before. But this stillness I have inside is presently mine. Toto, se ricordi la storia a Ader della mensa, quando il benefatur, al cosiddetto benefatur, al chi ha pagato la mensa, a può che il lasero che viria mia pagala. Eccolo, visto che di sviluppi sogniamo a Ader, nel municipio, a parlare con del Sinder per sai cos'è che il gada cantanso chi. E per anticipata sogniamo intervistare il Sinder di Ader, Oscar Lancini. E allora Sinder, cantanso cos'è che deve succedere? Poto, che il benefattore, la tra virgolette benefattore, ostrega il gacciapappo all'onorificenza del Cavaliere della Repubblica, dopo che il confindì la mesetta al mio paese. Insomma, se è un po' troppo perché chi ha la santa pazienza compagno di Notre de Ader. E quindi chi decide di fare chi per rispondere al Presidente della Repubblica? Voto c'è pa carta e penna e ho scritto al Presidente della Repubblica perché voto che era alta fuori della onorificenza che il Gadat era un premio, un merito inaccettabile perché per me era l'onorificenza che è il che ha offeso un'intera comunità, che è il che ha dato del razzista all'intera comunità, che è il che ha dato dell'egoista all'intera comunità, perché la mia comunità è messo il primo cittadino, le mie proprio se, lei è una fotografia falata che lo lei, quindi così c'è pa carta e penna, scriva al Presidente della Repubblica e dica ai segni, caro Presidente, arda che ha la storia le mie se, e prima di dare il cavalierato a una persona per delle robe che è sbagliate, quantomeno interpello l'amministrazione locale, mia che il capo di domandare a me a chi che il gada dare l'onorificenza perché è un titolo che compete a lui, però nella fattispecie le compagna che il Presidente della Repubblica ha sabeni detta la gamba tesa anche quello che è la politica amministrativa di un piccolo paese, di sto padagno che lui, sto Presidente, si è negare che la esista. Ma a me lei che è scritto le onorificenze date a cani e porci, di che cani e porci? È un modo di dialettale trasformato in italiano come per dite, per me è da l'onorificenza del Cavaliere della Repubblica a tutti, perché uno anche che del bui la merita, poi la al più niente. Le chiesto al senso dei cani e porci, che dei porci o dei cani che ne anche io, però il modo di trasformato in dialettale in italiano le calle, insomma, ecco. Ma che i giornali, i conto so che la lettera le è stata consegnata alla Procura della Repubblica per vilipendio al capo dello Stato, ma se c'è chi può? Ma voto i giornali che le solite stupidate perché evidentemente i gadender i giornali su noi è mia e quindi io che le stupidate per vendere. Me de vilipendio che non fatta niente. Mego scrivi le robe come le sta, con duprat dei toni che ero consoni a quello che lei la facenda, perché la facenda è grave. I ga ha insultato il mio paese, i ga ha insultato la meset e me ma tocca rispondere per toni. I gaditi segni che la mesella è razzista, a me la sta mia be, perché Ader è un paese generoso. Lei è un paese mio egoista, è mio un paese razzista. Dopo i giornali che è un po' di sinistra perché vi ho di le robe come le sta, è vero? Evidentemente che c'è palle difese di che il conto sempre alla stessa maniera, di che vuol dare il voto agli extracomunitari, che per me è una roba sbagliata, perché vive mio nel contesto di una società che ha diritto di dare il voto a quella società di cambiare le regole della società, è vero? Perché entre dare il voto agli extracomunitari tendete a cambiare la società, però questo è un discorso che esula un po' da quel che è la lettera al Presidente della Repubblica. Me come mandare una lettera al Presidente della Repubblica mia con l'intento di offendermi, ma con l'intento di fare le resù della mesetta. Questo è il motivo. Intanto adesso al Presidente della Repubblica risponderà o no a quella lettera che no altre se fome adesso mai che aspettare. Per legge dello Stato, il Presidente, come tutti gli organi dello Stato o della macchina amministrativa, per legge entro 30 giorni che deve rispondere. Me che l'ha raccomandato con ricevuta di ritorno, me che l'ho mandato il 25 di gennaio e lui l'ha ricevuta il 27 di gennaio. 30 giorni e da rispondere. Mi aspetta una risposta, anche perché la mia lettera era una lettera interlocutoria e mi crede che in democrazia tra persone civili, quando che parlo, ha io diritto di la risposta. Dopodiché, evidentemente, me al momento sto aspettando, mi auguro quasi certo, diciamo i segni, del rispetto
che è il Presidente della Repubblica, al GA, di un altro pezzo, anche che piccini, era del meccanismo dello Stato, che è il Sinde, che è l'ultimo rödo del CAR, però è la röda che ha il contatto diretto con i suoi cittadini. E me il polso della situazione del mio paese al conosce, me la mesella conosce, e è un'infamia, io ho dato questo premio a una persona che l'ha accusato al mio paese di essere razzista, di essere egoista e di quel che attacca al re. Quindi me spette esige una risposta dal Presidente della Repubblica. Lei in so dover e lei mi diritto. Eccola, allora per dare un po' a leser dei tocchei di quella lettera che sta scritta al Presidente della Repubblica, che è stata accompagnata per i cittadini di Ader a un'altra lettera scritta proprio per i cittadini e che scrisse: non c'è medaglia che tenga quando si infanga e si disonora la propria comunità. A chi mi rivolge accuse di protagonismo, io rispondo che solo i vigliacchi scappano davanti a un confronto civile, educato e democratico, e io non scappo, questo che è il sindaco che scrive ai suoi cittadini. Se il mio comportamento viene strumentalmente disprezzato da qualcuno come una mania di protagonismo, non posso farci nulla. Io sto dalla parte della mia gente, del mio popolo, del mio paese. E nella lettera, infatti, chi ha scritto una bella roba a proposito che è il benefattur là, che se fa pubblicità alla sua ditta facendo la donazione per la mensa. La generosità è una medaglia che si appunta all'anima e non al petto. E questo che il gares de per te ci benefattori che vel fan qua gesto per la sua comunità. Noter passaggio bel dell'esa de che la lettera che lento che parla del nord, della Padania, della nostra gente. Non ti stupisca, signor Presidente, se il popolo del Grande Nord si sente sempre più distante da Roma e dalle sue istituzioni. Sono anche questi gesti sconsiderati che creano le distanze. So bene di essere solo un piccolo sindaco di campagna e sono quindi consapevole del fatto che il potere di Roma potrebbe schiacciarmi in qualsiasi momento, ma il mio dovere va oltre gli interessi personali e mi obbliga a prendere le difese della mia comunità, aggredita dall'onta di razzismo e di egoismo. Eccolo che la lettera che è firmata del Sindel, ma se mi è abbastanza chiaro. La questione l'ho capita, l'intervista l'ho fatta e del TG Pota Federica la va salida.